È stata una partita molto dura perché durante la partita c'è stato qualcuno con problemi di falle, qualcuno che ha preso qualche botta. Lì abbiamo trovato una motivazione in più, ci siamo stretti come squadra e siamo riusciti a portarla a casa. Il capitano non ha dubbi, è stata l'identità del gruppo a fare la differenza. De Longhi in semifinale e cappotto completato. Con il 90-85 sul parquet di Rieti, la serie finisce 3-0. Missione compiuta per una squadra costruita con l'obiettivo promozione. Una bella serie, grande carattere dei ragazzi, tante cose buone anche a livello tecnico, una difesa che per 35 minuti ha fatto cose molto buone, all'interno di tutto ciò invece anche tanta ingenuità, e questo è una cosa che dobbiamo sistemare, quantomeno dobbiamo assolutamente alzare il nostro livello. Alzare i livelli per evitare i problemi che non sono mancati nella gara 3 che poteva costare un allungo della serie. Treviso trova la mira dalla lunga distanza, accelera nel decisivo secondo quarto per poi gestire il vantaggio, rischiando però nell'ultima frazione di farsi rimontare. Sappiamo che in attacco non abbiamo problemi, è quello che ci deve interessare molto di più la difesa. Ci siamo concentrati lì e l'attacco è venuto da sé, trovando dei tiri facili, tiri aperti che noi siamo riusciti a metterli, e questo ci ha aiutato a portare a casa la partita. Ora si può rifiatare e cominciare a programmare la sfida delle semifinali al via dal 26 maggio.